Buongiorno e buona domenica, rieccoci in diretta anche oggi insieme con ospiti, collegamenti, aggiornamenti e naturalmente anche proprio gli aggiornamenti che arrivano dai seggi elettorali, perché quella di oggi e di domani è una giornata di voto per 561.000 veneti in 84 comuni della nostra regione che vanno appunto al voto per il rinnovo del Consiglio comunale e per l'elezione del nuovo sindaco. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Come detto, sono 84 i comuni veneti al voto, si va dai 23 comuni di Verona ai 14 della provincia di Padova, 11 del Veneziano, 12 della provincia di Vicenza e 8 comuni nelle province di Belluno, Rovigo e Treviso, Marca Trevigiana dunque. La città più grande in termini demografici è Chioggia, che sfiora i 50.000 abitanti. Altre 9 superano invece i 15.000 abitanti e quindi si dovrebbe qui andare al ballottaggio. Non tutti questi comuni però saranno interessati dal secondo turno, se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta in questo primo turno. A Cittadella, Montebelluna e Oderzo infatti ci sono solo 2 candidati alla poltrona di sindaco, sarà quindi un turno secco. L'eventuale turno di ballottaggio sarà domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre con i medesimi orari. Confermate le misure di precauzione in epoca di pandemia, ovvero l'uso della mascherina, l'igienizzazione delle mani. I seggi però poi saranno naturalmente arieggiati e sanificati. Al momento dell'accesso al seggio potrebbe essere chiesto di abbassare la mascherina per il riconoscimento. Naturalmente sarà necessario presentarsi muniti come sempre di carta d'identità e tessera elettorale. Stanno arrivando, anche se un po' a rilento, le prime percentuali di affluenza al voto. Appena si avrà un quadro un po' più completo ve ne daremo conto, anche per confrontarli con il precedente turno elettorale, per vedere insomma se è un'affluenza in calo come molti temono e come è un po' anche il trend che si è registrato nelle ultime tornate elettorali, o se invece sono numeri in crescita. Ve ne daremo conto appena vi saranno aggiornamenti più sicuri. Intanto questa campagna, questa tornata elettorale verrà seguita come sempre da Antenna 3 con una lunga maratona elettorale che inizierà domani alle 14:30 per poi seguire minuto dopo minuto lo spoglio delle schede con ospiti in studio, collegamenti dai vari seggi elettorali, varie amministrazioni appunto coinvolte da questa tornata elettorale. Vediamo allora come si svolgerà la nostra maratona elettorale nel nostro servizio. Antenna 3 seguirà con una lunga diretta lunedì l'esito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre in Veneto. Dopo la consueta prima edizione delle 12 con gli aggiornamenti di cronaca e l'attualità della giornata, dalle 14:30 prenderà il via la maratona elettorale con ospiti e collegamenti dalle principali piazze in cui gli elettori saranno chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale. In Veneto i comuni al voto sono complessivamente 84, occhi puntati soprattutto su Chioggia nel Veneziano, Conegliano e Montebelluna nella Marca, Albignasego e Cittadella nel Padovano. Le operazioni di voto si concluderanno lunedì alle 15. A urne chiuse, via i commenti con i protagonisti della campagna elettorale, valutazioni, dibattiti, previsioni e soprattutto i risultati che arriveranno nel corso del pomeriggio e poi durante la serata. Fino all'appuntamento con Ring, a partire dalle 21:15, una non-stop sul responso delle urne con ospiti, approfondimenti, collegamenti con gli inviati sul territorio e soprattutto con i risultati finali delle sfide nei comuni che seguiremo fino a tarda sera per delineare il nuovo scenario politico-amministrativo che si aprirà nei comuni al voto dopo questa tornata. Appuntamento con la maratona elettorale di Antenna 3 lunedì in diretta dalle 14:30.
E questo dunque è l'impegno, come sempre, di fronte ai grandi appuntamenti della nostra emittente, per aggiornarvi minuto dopo minuto su queste elezioni amministrative. C'è la cronaca però anche in primo piano, cronaca che si fonde con l'emergenza pandemia, perché una donna di 48 anni, risultata poi positiva al Covid, di origini romene, che stava lavorando in questi giorni in un'azienda vitivinicola per la vendemmia nella zona di Valdobbiadene, nel Trevigiano, è stata trovata senza vita nel suo appartamento. Da giorni, da quanto è emerso, avrebbe manifestato sintomi compatibili proprio con il contagio da Covid. La donna appunto è deceduta, adesso in terapia intensiva si trova una sua collega di 45 anni, sua connazionale, e l'ULSS 2, lei stessa, parla di una situazione grave. L'hanno trovata morta nell'alloggio che le era stato fornito dall'azienda agricola dove lavorava con altri connazionali nella zona di Valdobbiadene. Si tratta di una donna di 48 anni di origine romena assunta per la vendemmia assieme ad altri 14 lavoratori stagionali, 6 uomini e 8 donne. Da giorni, secondo una prima ricostruzione, aveva una sintomatologia riconducibile al Covid, ma non aveva richiesto alcun intervento medico. Compresa la situazione, gli operatori del SUEM 118 hanno effettuato un tampone sul corpo esanime, verificandone la positività. Il gruppo, interamente composto da persone non vaccinate, era arrivato nella Marca il 17 settembre scorso in pullman. Sempre ieri sera la compagna di stanza, 45enne, anch'essa risultata positiva al tampone, è stata ricoverata in terapia intensiva al Cafoncello. Il Dipartimento di Prevenzione ha così effettuato nelle scorse ore i tamponi su altre 18 persone riconducibili all'azienda, 13 restanti lavoratori romeni e altre 5 persone tra titolari e dipendenti. 17 sono risultati negativi, un terzo lavoratore romeno positivo. Tutti sono stati collocati in quarantena e saranno sottoposti nelle prossime 72 ore a un ulteriore screening. Si aspettano i riscontri dei tamponi molecolari. Di una situazione grave e di un cluster sorvegliato speciale parla il direttore generale Francesco Benazzi, che ricorda come la sintomatologia Covid non sia da sottovalutare e vada tempestivamente segnalata. Un appello ulteriore da parte dell'ULSS 2 parte alla volta di tutte quelle comunità, paesi dell'est innanzitutto, che finora hanno aderito con basse percentuali alle vaccinazioni di Covid, e questa drammatica vicenda lo conferma: si può morire anche in età non avanzata. Vaccinarsi è fondamentale, il messaggio di Benazzi. Una tragedia personale, ma resta da capire a questo punto se si poteva far qualcosa per salvare la vita alla donna, e non sono da escludersi ulteriori risvolti. E questo è dunque l'aggiornamento. Dovrebbero arrivare in giornata anche gli esiti dei test molecolari a cui sono stati sottoposti gli altri colleghi della donna per, diciamo così, identificare ancora meglio la gravità di questo focolaio, di questo cluster. E allora guardiamo insieme quello che è l'aggiornamento dal punto di vista delle positività, dei contagi nella nostra regione, con il bollettino di Azienda Zero che parla di 264 nuove positività in Veneto nelle ultime 24 ore. Sul fronte ospedaliero sono 217 le persone ricoverate in area non critica negli ospedali del Veneto, 52 in terapia intensiva. Numero questo dell'area critica, della terapia intensiva, che vediamo ormai da settimane oscillare tra i 50 e i 54, un numero che si è stabilizzato intorno proprio alla cinquantina di pazienti in area critica, pazienti per l'80%, lo ha detto anche il governatore Zaia nell'ultimo punto stampa, 80% che non sono vaccinati. Non si registrano invece nelle ultime 24 ore fortunatamente decessi. Come detto, l'80% delle persone ricoverate in terapia intensiva non sono vaccinate, 60% non vaccinati invece in area medica, in area non critica. Questo a dimostrare come il vaccino rimanga al momento l'unica arma per sconfiggere, per non avere poi un aggravamento della situazione, e quindi il vaccino evita nella gran parte dei casi il ricovero in ospedale e ancora di più il ricovero in terapia intensiva. Allora guardiamo insieme, eccolo qui,
qui il bollettino aggiornato delle vaccinazioni. Siamo ormai vicini alle 7 milioni di dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale, siamo a 6.902.471 dosi. C'è stato un piccolo rallentamento nelle somministrazioni nelle ultime 24 ore, abbiamo infatti 11.740 vaccini effettuati, 3.406.820 le persone che hanno ricevuto la prima dose, con un incremento di 6.081 vaccini, hanno invece completato il ciclo vaccinale poco meno di 3.500.000 veneti. Scendendo, e poi guardiamo il dato, la scritta in rosso, il cosiddetto booster, ovvero la terza dose che sappiamo in questa fase interessare le categorie fragili, gli ospiti delle case di riposo, il personale sanitario e poi gli over 80 che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 6 mesi, per i quali in settimana si sono aperte le prenotazioni. Ebbene, siamo a 12.058 terze dosi somministrate, con un incremento rispetto al bollettino precedente di 1.775 dosi. Scendiamo poi per vedere anche un quadro ancora più generale. Sono 3.596.296 la popolazione residente con almeno una dose, pari al 74,1%, 70,3% la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, 70,5% invece coloro che hanno almeno una dose o che hanno prenotato la propria seduta vaccinale. Importante e interessante sempre dare uno sguardo anche alla suddivisione per fasce d'età della copertura vaccinale. Vediamo come nella fascia 12-19 si è arrivati a un 66,1%, tra i 20 e i 29 79,2%, tra i 30 e i 39 74,2%, tra gli over 40 siamo al 76,2%, ha avuto un significativo incremento la vaccinazione, la copertura vaccinale nella popolazione tra i 50 e i 59 anni, che hanno raggiunto l'83%. Buono anche l'88,7% che leggiamo per la fascia 60-69, che erano quelle che erano andate all'inizio un po' più a rilento nella decisione di sottoporsi alla vaccinazione, ma ora stanno recuperando. Ormai vicini al 100% gli over 80, siamo ad un 99,7%, 92,6% invece per la fascia tra i 70 e i 79 anni. Questa dunque la situazione sul fronte vaccinazioni. Via libera intanto alla somministrazione concomitante del vaccino anti-Covid e del vaccino anti-influenzale. Lo prevede la bozza di circolare intervallo temporale tra la somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2, Covid-19 e altri vaccini, inviata ad enti e regioni dal Ministero della Salute. Sarà possibile programmare, si legge, la somministrazione dei due vaccini nella medesima seduta vaccinale. Anche la Regione Veneto stava proprio aspettando questo chiarimento da parte del Ministero per capire con che modalità effettuare la seduta, le sedute per il vaccino anti-influenzale, per l'influenza stagionale. Veneto che si è già accaparrato le dosi di vaccino con circa 300.000 dosi in più rispetto allo scorso anno. Adesso con questo ulteriore chiarimento sarà possibile pianificare, grazie anche alla collaborazione fondamentale dei medici di base, il vaccino antinfluenzale, che come avete capito potrà essere somministrato nello stesso momento insieme al vaccino anti-Covid, quindi non sarà necessario aspettare un arco temporale tra le due somministrazioni. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo in diretta con altri aggiornamenti e altri ospiti. A tra poco. Rieccoci in diretta, abbiamo una prima, seppur parziale, fotografia di quella che è l'affluenza alle urne in Veneto per questi 2 giorni di elezioni. Abbiamo 74 su 84 comuni, per 74 comuni è pervenuta al momento appunto l'affluenza, siamo ad un 13,87%, rilevazione delle 12, nello stesso orario
dall'ultima tornata elettorale si era ad una affluenza al 19,94%, dunque in calo. Calo che si registra in tutte le province dove i comuni vanno al voto. Abbiamo Belluno, dove è arrivata la rilevazione dell'affluenza da tutti gli 8 comuni alle urne. Siamo ad un 11,27%. Nella precedente tornata elettorale si era al 17,51%. Rovigo siamo a 7 comuni su 8, l'affluenza è al 15,98%, era al 23,70%, sempre 7 comuni su 8 nella Marca Trevigiana con un 11,97% di affluenza, al turno precedente era al 17,04%. Da sottolineare però che nella precedente tornata elettorale si votava in un'unica giornata e questo potrebbe poi per un'analisi finale pesare sul conteggio dell'affluenza. Verona, che è la provincia che conta il numero più elevato di comuni al voto, siamo a 22 comuni su 23 con un 14,98% rispetto ad un 21,69%, Vicenza 11 comuni su 12, 13%, era del 19,86% la precedente tornata elettorale. Aspettiamo che arrivino ulteriori aggiornamenti per dare un quadro ancora più preciso della situazione dell'affluenza al voto. E abbiamo anche un aggiornamento che arriva da Possagno. Vi ricordate che vi avevamo mostrato le immagini che tanto scalpore, indignazione, rabbia aveva anche suscitato non solo tra i residenti di Possagno, ma per chi insomma conosce quel luogo che è il Tempio del Canova. Le immagini, quel video è diventato poi virale sui social di un SUV, di una Jeep che saliva e poi scendeva la scalinata del Tempio del Canova. Le immagini hanno fatto appunto il giro d'Italia e adesso c'è chi è pronto a chiedere il danno d'immagine nei confronti del 24enne autore del gesto. Sentiremo un legale per eventualmente chiedere anche il danno d'immagine, perché lo sfregio è stato grande, siamo un po' esterrefatti da questo gesto, perché per noi è inconcepibile. Parla direttamente dalla cupola canoviana Giuseppe Cugnal, presidente dell'opera Dotazione del Tempio di Possagno, dove nessuno sembra intenzionato a perdonare il 24enne castellano, autore di quella folle discesa in jeep sulle scalinate mercoledì scorso, ripresa e rilanciata sui social. Il giovane è già stato denunciato dall'opera per danneggiamento nelle ore immediatamente successive al fatto, danni che sembrano tutto sommato modesti rispetto a quelli d'immagine, ma ancora da quantificare nel dettaglio. Ci sono dei gradini che sono segnati, sembrano, però valuterà il restauratore nostro e non so se uscirà anche la tendenza, magari vuole, essendo un bene tutelato. E sono tuttora in corso di identificazione da parte dei carabinieri i ragazzi che hanno invece diffuso le immagini via social. Per loro non si configura nessun reato specifico, ma è molto probabile una lavata di capo. Un fatto così grave, spiegano dall'opera, non si è mai registrato. Certo, il tema del decoro dell'area non è nuovo. Ogni mattina c'ha qualche bottiglia di birra, qualche cartone di pizza e per questo posto sacro, monumento nostro, è visto come un posto di bivacco. Quanto al 24enne della Jeep si andrà avanti in sede giudiziaria. Non possiamo tollerare cose neanche lontanamente simili a queste. Questo è veramente troppo. Vedremo dunque quelli che saranno gli scenari, gli sviluppi di questa vicenda. Adesso torniamo a parlare della situazione legata all'emergenza pandemia, ma soprattutto torniamo a parlare di Green Pass e di aziende insieme a Walter Ribon, segretario della CNA del Veneto. Buongiorno, ben ritrovato, grazie per essere con noi, buona domenica. Buongiorno a voi e telespettatori.
Allora, 15 ottobre è la data che per molti rappresenta uno spartiacque tra prima e dopo il Green Pass in azienda. Innanzitutto le chiedo quella che è la situazione che potete rilevare voi tra le imprese, gli imprenditori, se c'è ottimismo, se c'è preoccupazione, come ci si sta organizzando, perché sono ancora tanti nodi da sciogliere a partire da quello che sarà il controllo che dovrà essere eseguito quotidianamente sui propri lavoratori all'inizio della giornata. Sicuramente tutte le aziende si stanno attrezzando e noi stiamo cercando anche di aiutarle rispetto a questa novità. E ovviamente è una novità che impatterà su tutte le nostre attività. L'ottimismo è relativo, nel senso che c'è un adempimento importante da dover fare. I dati che abbiamo sotto mano rilevano che ci sono delle difficoltà da parte di alcune aziende rispetto al fatto che è stato segnalato da qualche lavoratore la volontà di procedere ai tamponi piuttosto che con la vaccinazione e quindi in alcuni casi anche le difficoltà di voler rientrare al lavoro con il Green Pass. Però tutto questo verrà accompagnato e seguito da parte nostra, tentando di aiutare le aziende nelle difficoltà anche di eventuali sostituzioni o eventuali problematiche che potranno incorrere. Ecco, è proprio questo probabilmente l'aspetto che più preoccupa, il fatto di dover sostituire laddove necessario personale che viene a mancare perché è sprovvisto del Green Pass, e sappiamo che è già difficile reperire personale specializzato. In che modo anche voi come associazioni vi muovete? Com'è possibile muoversi per evitare che poi magari si blocchi quella che è la catena produttiva di un'azienda in un momento così delicato della ripresa economica dopo le varie restrizioni, il lockdown che abbiamo vissuto? Innanzitutto la prima spinta deve essere quella legata alla vaccinazione, perché anche i più restii capiscano che questa è l'unica strada per poter continuare ad andare avanti rispetto a una pandemia mondiale che ha avuto dei danni importanti non solo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico. E nel caso in cui sarà difficile sostituire i lavoratori, un po' di attenzione è stata data rispetto alle aziende sotto i 15 dipendenti per le possibilità di sostituzione. È chiaro che alcune figure sono difficilmente reperibili, faccio qualche esempio, dal saldatore al cuoco piuttosto che a alcuni addetti in alcune filiere strategiche importanti delle nostre imprese, sono molto difficili da reperire e non si possono sostituire facilmente. Quindi il tentativo sarà quello di, visto che abbiamo dei rapporti molto stretti all'interno delle aziende tra datore di lavoro e lavoratori, cercare di capire insomma come si può continuare questo tipo di rapporto nel rispetto delle libertà di ognuno, ma in un interesse collettivo che deve essere tutelato soprattutto. Faccio anche a lei la domanda che abbiamo rivolto ad altri rappresentanti di categorie economiche. In questa situazione era meglio introdurre l'obbligo vaccinale anziché la misura del Green Pass, o il Green Pass deve essere visto come un primo passo verso una campagna di sensibilizzazione per gli ultimi indecisi? Guardi, lo dimostreranno i risultati, nel senso che forse era più chiaro, sarebbe stato più chiaro introdurre l'obbligo vaccinale rispetto a una misura che ha 3 elementi per essere operativa, cioè la vaccinazione, il tampone, piuttosto che essere guariti dopo un tot di mesi da aver contratto il virus. E credo che sia una fase intermedia. Io ho questa sensazione, nel senso che comunque sia si potrà, se il Green Pass avrà un effetto, probabilmente non servirà neanche introdurre l'obbligo vaccinale, si potrà mantenere una situazione di questo tipo e credo che ci sia una capacità, penso, da parte di tutti i lavoratori, le lavoratrici e i cittadini di capire che siamo davanti a una situazione straordinaria e che per superarla serve l'apporto di tutti. Quindi credo che sia stata data ai cittadini un'opportunità in più, va sfruttata fino in fondo, altrimenti credo che a quel punto sia necessario procedere diversamente. Quindi rispetto alla scelta del governo,
vediamo come si concretizzerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Qual è la vostra posizione come CNA di fronte a quelle aziende che per evitare anche di trovarsi scoperti in alcuni settori, per una tranquillità generale, decidono di pagare il tampone ai propri lavoratori? Onestamente, allora, la scelta dell'azienda può fare qualsiasi tipo di scelta. È chiaro che da parte nostra non verrà suggerito questo tipo di scelta, perché riteniamo che sia opportuno collaborare a un interesse generale e considerato che da questo punto di vista c'è la necessità di procedere ad una progressiva risoluzione della situazione pandemica. Se l'azienda decide di pagare questo tipo di servizio, di attività ai propri lavoratori, può farlo liberamente. È chiaro che non sarà da parte nostra suggerito questo tipo di operazione o di operatività, perché in qualche maniera va a facilitare alcune tipologie di lavoratori rispetto ad altri che hanno scelto invece di contribuire ad una soluzione complessiva della pandemia. Non voglio metterla in difficoltà, ma l'essersi concentrati sul mondo lavorativo in un momento, lo ripeto, così particolare di ripresa in cui le aziende stanno facendo il possibile per recuperare quanto è perso nei mesi scorsi, con segnali anche positivi, poi chiederò anche a lei quelle che sono anche le prospettive future. Si va a puntare ancora sui lavoratori, sulle aziende, invece appunto di pensare ad una misura che riguardasse tutta la popolazione senza andare appunto a gravare sul comparto produttivo economico del paese? Guardi, sicuramente sarebbe stato più semplice per tutti, questo è innegabile, l'ho anche in qualche maniera già detto poc'anzi. Sarebbe stato più semplice perché è stato un provvedimento stabilito dallo Stato con una posizione formalmente obbligatoria e non avrebbe messo il sistema dal punto di vista lavorativo in una serie di difficoltà. Però dall'inizio della pandemia che succede questo tipo di approccio. Guardi che dal punto di vista del lavoro tutta la pandemia è stata gestita coinvolgendo il mondo del lavoro e il mondo delle imprese, sia nelle chiusure che nelle attività di protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro, dell'attività di smart working, cioè tutta la pandemia è stata gestita con il coinvolgimento del mondo del lavoro. Quindi qui c'è stata una grande responsabilità da parte delle imprese, da parte dei lavoratori e anche una grande responsabilità, io credo, da parte dei corpi intermedi come noi che abbiamo contribuito ad un lavoro di cuscinetto tra le difficoltà delle imprese e le difficoltà delle istituzioni. E quindi abbiamo contribuito sia da una parte che nell'altra. Credo che questo ci sia anche riconosciuto e penso che sia considerato un elemento importante per tutti, anche per la tenuta sociale del nostro sistema. È stato un coinvolgimento positivo in qualche modo comunque? Sì, lo è stato perché in realtà si è riscoperto un ruolo che sembrava sopito o messo in disparte. E dal nostro punto di vista è stato impegnativo, ma comunque sia l'abbiamo fatto con una certa responsabilità e continueremo a farlo anche nelle fasi successive, anche contro alcuni attacchi piuttosto che difficoltà che si sono riversate nei confronti del mondo delle associazioni, dei sindacati, in generale delle istituzioni, di fronte ad azioni oppure ad prese di posizione che possono anche scontentare qualcuno, ma che servono a salvaguardare tutti. Io ho parlato di una ripresa, le chiedo che segnali ci sono, se c'è ottimismo per i prossimi mesi anche dopo la pausa estiva, se ci sono segnali incoraggianti per quanto riguarda le aziende artigiane del nostro territorio che rappresentano poi il vero e proprio tessuto economico veneto. Guarda, i segnali sono molto buoni. Dal NADEF, per cui il documento nazionale
legato agli aspetti economici finanziari, c'è un miglioramento rispetto alla condizione generale. In Veneto andiamo meglio anche del contesto nazionale. Quindi i segnali sono buoni, ci sono una serie di difficoltà che conosciamo. Il primo è l'aumento delle materie prime, le difficoltà legate alla manodopera specializzata che non sono legate esclusivamente al Green Pass, ma è un tema complessivo. E poi c'è anche la necessità di adeguare tutta una serie di problematiche che sono strutturali nel nostro Paese e che ritornano ancora più rilevanti in una fase di ripartenza, cioè quando le macchine devono ritornare ad andare a velocità sostenuta. È chiaro che qualche piccolo difetto, qualche piccolo elemento di criticità viene evidenziato in maniera più lampante. Quindi da questo punto di vista ci aspettiamo che le risorse che arriveranno, non solo quelle del PNRR, ma anche quelle della strategia del piano di fondi europei, insomma del settennato che ci aspetta, più tutte le risorse che ci saranno insomma a disposizione ordinariamente all'interno delle istituzioni, vari livelli, possono essere finalizzate a sostenere chi è in grado di trainare di nuovo l'economia del Paese e contribuire al benessere diffuso, per cui sia l'ambito della piccola impresa, ma soprattutto la piccola impresa nel territorio dove c'è e collabora e contribuisce a lavorare. Ha parlato di rincari delle materie prime, di difficoltà di reperire personale specializzato e poi c'è un'altra tegola che è quello dei rincari delle bollette per le forniture di energia e non solo. Altro problema all'orizzonte? È decisamente collegato, perché noi siamo un po' dipendenti sia per quanto riguarda la questione delle materie prime come Paese, sia in ambito dell'approvvigionamento dell'attività legata al gas, ai consumi vari insomma, che ci sono all'interno di un'azienda, dall'energia elettrica e quant'altro. Qui si può fare qualcosa. Allora il governo ha deciso di prendere una posizione importante rispetto agli oneri di sistema e noi crediamo che questa sia una strada che va perseguita, perché comunque gli oneri di sistema impattano molto all'interno delle bollette energetiche e delle nostre imprese. Però c'è un'altra attività. Questa invece è un'attività che è un cambio di mentalità, per cui dobbiamo andare verso azioni che facilitino la produzione e il consumo. E quindi qui io mi riferisco anche a tutta la partita che noi abbiamo iniziato a sostenere delle comunità energetiche e un'altra partita importante è lavorare sull'attività di messa in rete delle imprese e quindi i gruppi d'acquisto per quanto riguarda l'ambito energetico. Questo lo stiamo già facendo, c'è ancora tantissima strada da fare, però sono dei cambi di passo che non aspettano che il caro della bolletta energetica si risolva con una bacchetta magica, che è impossibile, è tecnicamente impossibile e ovviamente in questa fase ancora di più. Grazie davvero Walter Ribon, segretario CNA del Veneto, grazie per il suo intervento e torneremo ad aggiornarci presto con lei. Buon lavoro e buona domenica. Grazie a lei, buona giornata. Grazie, e questo anche l'ulteriore fotografia che arriva dal mondo degli artigiani del Veneto, guardando al 15 ottobre, quando lo sapete sarà obbligatorio, entrerà in vigore l'obbligatorietà del Green Pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. Abbiamo l'aggiornamento definitivo alle 12 dell'affluenza alle urne in Veneto, siamo ad un 13,91% di affluenza nel primo rilevamento appunto delle 12, nella precedente tornata elettorale si era al 19,90%. In provincia di Belluno si è arrivati all'11,27%, nella provincia di Padova il 14,68%, Rovigo 15,97%, nel Trevigiano 12,03%, nel Veneziano 14,01%, in provincia di Verona 14,90%, 13,50%.
50 in provincia di Vicenza. Questo dunque il quadro generale dell'affluenza alle 12 alle urne nei comuni, negli 84 comuni del Veneto chiamati a rinnovare il Consiglio Comunale e a nominare il nuovo primo cittadino. E adesso torniamo alla notizia della morte del figlio di 23 anni di Zamparini, volto noto del Calcio Venezia. Proprio il Calcio Venezia si stringe intorno alla famiglia di Zamparini per questa tragedia che ha colpito il figlio trovato senza vita nel suo appartamento di Londra, dove viveva e lavorava. Anche il Venezia Calcio si stringe nel dolore che ha colpito la famiglia dell'ex presidente del club Maurizio Zamparini per la tragica morte del figlio più piccolo, Armando Zamparini. Aveva 23 anni appena, è stato trovato privo di vita nel suo appartamento inglese a Londra dalla governante proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto iniziare la sua nuova avventura lavorativa. Condoglianze anche da parte del mondo industriale veneziano con il già presidente arancio-nero-verde Vincenzo Marinese. La mia vicinanza a un padre che sta vivendo una tragedia interiore, una tragedia familiare, una perdita che non si può descrivere, un figlio, l'amore di una vita, a un uomo che ha dato tanto a questa città, a un uomo che dello sport ha fatto la ragione della sua vita, a un uomo che onestamente quando è andato via da Venezia ha lasciato il segno. Al concludersi di tutte le formalità amministrative, sottolineano in una nota i legali della famiglia Zamparini, Armando sarà riportato in Italia dai suoi genitori qui sepolto. Saranno ora gli accertamenti a chiarire le cause di questa tragedia, attesi nei prossimi giorni i risultati dell'esame autoptico con la famiglia che ha già spiegato il giovane non soffriva di patologie. L'ex presidente del Venezia ha chiarito che il figlio aveva sofferto di bronchite asmatica e nient'altro. A un uomo che in questo momento come padre sta soffrendo, dobbiamo tutti mostrare un grande affetto e soprattutto una grande vicinanza. E adesso vi parliamo del caso di una insegnante di inglese di Conegliano diffamata da 17 famiglie dei suoi alunni che l'hanno accusata di essere impreparata e assenteista. Lei li ha denunciati e il giudice le ha dato ragione. Ho indossato la lettera scarlatta per tanto tempo a causa di questa vicenda, ma soprattutto ho reagito per spezzare questo malcostume. Un insegnante non mi piace, vado dal dirigente e lo faccio mandare via. È durata 4 anni la causa intentata da una maestra di Conegliano nei confronti dei genitori promotori di una raccolta firme per farla andar via dalla scuola elementare in cui insegnava, le Pascoli di via Istria, con l'accusa di essere impreparata e assenteista. Miriam Riccardi, 60 anni, 41 di insegnamento, di fronte a quello scritto che definisce ingiurioso, indirizzato a dirigente scolastica e giunta comunale, non ha voluto lasciar perdere e tramite il sindacato Gilda ha denunciato i genitori per diffamazione. Secondo il pensiero comune, una brava insegnante è quella che fa scrivere tanti quaderni. Più si scrive e più brava sei. E invece io ritengo che l'insegnamento sia diverso. Al bambino si parla, al bambino si spiega e soprattutto nell'insegnamento della lingua straniera è tanto il lavoro orale. Quindi c'è stata questa incomprensione da cui i genitori hanno dedotto che fossi incapace e assenteista peraltro. Assenteista perché purtroppo ho avuto i miei problemi di salute che mi hanno tenuta a casa per un primo periodo e ancora prima di rientrare in servizio ho avuto il beneficio della 104 per la mamma che aveva l'Alzheimer ed era in condizioni ormai ingovernabili, quindi era necessario che io la seguissi, infatti pochi mesi dopo è morta. La stessa insegnante ha chiesto di essere sostituita da una supplente, ma questo non l'ha sollevata dagli attacchi dei genitori determinati a farla rimuovere. La denuncia per diffamazione è partita subito e il giudice alla fine le ha dato ragione. Finalmente, dopo la denuncia fatta a questi genitori, le cose sono state chiarite, ma è una sofferenza che uno si porta dietro con
È pesante, è pesante. Il giudice ha anche previsto un risarcimento a favore dell'insegnante, ma lei ha rinunciato, chiedendo piuttosto un'offerta a favore dell'istituto comprensivo Grava. C'è chi ci ha riso su, ti fai il viaggio alle Maldive, non è questo né nei sogni né nella realtà. L'importante è che sia chiaro che ognuno ha il suo ruolo. E adesso vado a salutare, lo ringrazio per essere con noi, buona domenica Zeno Cavalla, attore di teatro, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei. noi ci siamo, sì, la sento benissimo, noi ci siamo sentiti più volte nei mesi più difficili della pandemia e lei ci raccontava le difficoltà di un settore fermo, un settore che finalmente riparte. Più o meno. Di questo possiamo parlare. Ecco, appunto, si riparte diciamo con il freno a mano tirato? Ma allora, se vogliamo parlare di questo, il discorso è un attimo più complicato, secondo me, perché il settore del teatro non è come, non so, il pubblico ufficio che lo fai ripartire e dici, boh, adesso torniamo in presenza e la gente torna in presenza. Quindi, intanto la questione è che non c'è timore per le realtà grandi, dico la Fenice, dico la Scala, dico il Teatro Stabile del Veneto, sono tutte realtà che hanno soci istituzionali, quindi fondamentalmente non possono fallire perché i soci sono la regione, lo Stato, la provincia, le grandi banche. In qualche modo questi teatri sopravvivono indipendentemente che facciano cose di qualità oppure no, peraltro. Ho visto un sacco di spettacoli in questi teatri praticamente vuoti, con il pubblico che se ne alzava a metà perché erano di qualità, ma tanto non è il problema immediato. Il loro problema è continuare a ricevere finanziamenti da soci istituzionali. E gli attori e i registi che lavorano in questi teatri, fin tanto che restano nelle grazie di questi teatri, sono abbastanza garantiti. Quindi il teatro di facciata che possa far dire che in Italia c'è un teatro, quello lo abbiamo. Il problema sono tutti i teatri che si basavano sul fatto che hanno creato una comunità, che è una cosa di immenso valore, di valore molto superiore, perché vuol dire che se abbiamo un teatro in cui, quando fa uno spettacolo, 200 persone spontaneamente vanno lì perché sanno che trovano una comunità che gli piace, degli spettacoli che gli piacciono, cose di cui vogliono parlare, questo è stato in gran parte spazzato via. E gli interventi attuali sono completamente dimentichi di questa grossa rete di professionisti, di artisti e di spettatori che sono stati lasciati loro stessi. Questo è un problema gigantesco. Per questi teatri, per queste realtà più piccole ma che rappresentano una risorsa molto importante, quali sono le prospettive adesso per questo ritorno, per questa ripartenza, se si riuscirà a ripartire? Ma per esempio, premesso che io non sono un politico, quindi io vi dico quelli che possono essere le questioni, i problemi, eccetera, eccetera, e poi sulle soluzioni possiamo parlarne. Ma per esempio ci sono, a parte molti attori che hanno cambiato lavoro, e questo possiamo decidere se a noi va bene che perdiamo gente che per lavoro fa le faccette buffe o recita un testo, legge questa cosa stupida che è, e li abbiamo persi. Ma poi succede che c'erano locali in cui si facevano spettacoli dal vivo. Ci sono degli spettacoli che fanno dei miei amici o che facciamo anche noi, delle rassegne fisse che facevamo ogni mese, ma adesso sono falliti i locali o i teatri in cui si facevano. Quindi noi avremmo il pubblico, ma non abbiamo il posto in cui farle, per esempio. Non è un problema, anche questo non è un problema da poco, è tutto da riorganizzare. Altre questioni che possono essere interessanti anche per capire, per esempio, l'accesso alla comunicazione. Una delle proposte che avevo fatto ad alcuni amici che sono nella pubblica amministrazione è, anziché
dare dei finanziamenti per singoli progetti che tendono tra l'altro molto spesso a concentrarsi anche lì sappiamo, ogni comune ha il suo gruppo teatrale di riferimento, ma per esempio degli accessi a dei professionisti della comunicazione, per cui fare in modo che gli attori che devono creare lo spettacolo, creare le scenografie, le sceneggiature, eccetera, eccetera, possano avere accesso collettivamente a dei professionisti della pubblicità per pubblicizzare, per comunicare quello che stanno facendo. Perché se devo farlo io non sono un professionista di questa cosa, lo faccio al meglio delle mie possibilità, ma non sottraggo risorse a quello che sarebbe il mio lavoro vero. Però non avendo da 2 anni spettacoli, molti non possono avere adesso un investimento in comunicazione uguale a quello che facevano 2 anni prima, perché non sappiamo, sono 2 anni che consumano soldi, che consumano risorse senza avere introiti. Chiedere loro un investimento adesso è una follia. Alla fine è una cosa tipo il New Deal che fece Roosevelt, cioè fai un investimento in infrastrutture, in questo caso infrastrutture informatiche, per consentire a un settore di ripartire, che poi sai che crea un volano di gente. Questa per esempio è una proposta che io ho avanzato e che secondo me è carina e non mi riguarda troppo direttamente. Noi abbiamo un seguito abbastanza forte sul nostro territorio, non abbiamo un enorme bisogno di comunicazione, però tante compagnie questo problema ce l'hanno. Lei ha parlato di attori che sono stati costretti a cambiare lavoro e quindi sacrificando quella che era una passione per sopravvivere. Ma questa cosa qua, una passione non è un hobby. Cioè, è vero che chi fa l'attore deve avere il fuoco dentro, perché se no non fai questo lavoro, non fai l'attore pensando che guadagnerai tanti soldi. Lo sanno tutti che è raro che questo accada. Però è un lavoro. Qui abbiamo gente che sono bravi attori, bravi fonici, bravi scenografi, che questa cosa hanno 20 anni di esperienza, la sanno fare, e che diventano cattivi rider. Cioè diventano gente che a 50 anni si improvvisa biciclettaro. Cioè voglio dire, facciamo fare le cose a quelli che lo sanno fare. Se gente che sa fare questo lavoro e che riusciva a guadagnarci abbastanza da vivere, vuol dire che la gente che voleva, tu fai l'attore perché c'è gente che vuole darti dei soldi per vedere quello che fai. Okay? Perché non fai l'attore perché passi un concorso. Non è come fai il postino, che anche se sei scarso, hai passato il concorso e dentro tutta la vita. Fai l'attore perché c'è gente che vuole che tu lo faccia. Quindi vuol dire che se riesci a vivere di teatro, sei bravo. Puoi non essere un Oscar, ma sei bravo. Sei abbastanza bravo perché ogni mese X persone ti paghino per vederti in scena. Ok? Queste persone qua la prendi per 20 anni di professionalità, di esperienza, di contatto umano, di creazione di comunità, di scambio di idee, e lo metti a portare pizza in bicicletta. È un impoverimento terribile per la società. Non ci rendiamo conto di questa cosa, secondo me, fino in fondo. Non è che è la sua passione, è che c'è un indotto sia culturale che economico che di contatti umani che viene buttato nel cesso, si può dire? Beh, ormai l'ho detto. Come vi state organizzando? Abbiamo capito le problematiche, le difficoltà che ci sono per queste realtà. Come state ripartendo? Come vi state organizzando anche tra di voi per fare squadra di fronte a questi ostacoli? Allora, questo io ho visto che ci sono delle realtà che stanno riuscendo a fare squadra. Purtroppo non è sempre facile, perché per contro spesso gli attori sono gli artisti sono individualisti, non è facile far dialogare bene i gruppi. So che ci sono creati dei gruppi con delle richieste di tipo economico, legislativo, o che semplicemente fanno lobby tra di loro, che questa è una cosa un po' meno positiva, quindi aiutandosi gli uni gli altri a trovare date a scapito degli altri. C'è stato uno sforzo di un gruppo che si riuniva in questo modo sotto l'etichetta di B9 per far modificare il welfare degli artisti in un senso più vicino al sistema francese, che infatti crea un indotto economico molto superiore al nostro, perché semplicemente avere un welfare migliore ti consente anche di investire però
grosso modo c'erano grandi speranze durante il lockdown che questo portasse risultati. In realtà diciamo il gigante l'elefante che ha partorito il topolino. Grosso modo insomma lo sappiamo che non siamo un settore in grado di fare una grossa pressione sul sistema pubblico per il momento. Però quello che si sta cercando di fare è appunto di costruire comunità. Cioè io almeno quello parlo per me, per le realtà vicine a me, quello che stiamo cercando di fare è di rimetterci in contatto con tutte le persone che frequentavano abitualmente i nostri spettacoli e cercando di riportarli a dialogare tra loro, perché poi è questo che l'artista deve fare, non è soltanto riempire frontalmente da me a qualcun altro. Io devo portare a qualcun altro che poi ne parli, ne possa discutere idealmente anche con me, se no per il confronto frontale c'è col cinema, con la TV. Gli artisti dal vivo devono portare gente fuori che poi possa parlarne, possa confrontarsi. Questa sarebbe l'idea. Quindi abbiamo fatto un paio di spettacoli che all'aperto, che è più facile ancora, e tutti gli spettacoli che abbiamo fatto abbiamo sempre avuto 100-200 persone, quindi comunque una piccole comunità che si creano e restano lì poi a parlarne. Quindi è la collaborazione anche del pubblico, di chi vi sostiene con la sua presenza, che è fondamentale. Sì, ma secondo me la collaborazione deve essere dai due lati. Cioè fondamentalmente il teatro, dai tempi di Shakespeare e anche prima, dai tempi di Romani, cioè, serve per essere dal vivo perché la gente possa poi parlare di quello che ha visto. Ok? Questo è assolutamente fondamentale. L'idea del teatro borghese che di fine 800, in cui tu vai in giacca e cravatta a teatro per farti vedere, come può essere oggi, mi spiace dirlo, la prima della Scala, un sacco di gente che non frega niente di teatro, che va in giacca e cravatta, guarda lo spettacolo con sua moglie, torna a casa e se va bene ne parla con la moglie. Se non va bene dice, finalmente me lo sono levato dalle scatole. L'ho fatto perché così ci dovevo essere. Questa cosa è una cosa che è nata fino all'800, negli anni 60 era già praticamente morta. È una parentesi nella storia del teatro. Nel teatro io devo portare 100-200 persone in un posto che poi possibilmente stiano lì a bere e a parlarne, per me. O comunque che siano fisicamente da qualche parte e possano essere anche occasioni di incontro. Questo è quello che penso io del teatro. Anche perché altrimenti il confronto con spettacoli frontali, c'è Netflix, c'è la TV. Se devo stare da solo a guardare qualcosa, senza un contatto diretto con gli attori e con le persone, è impietoso il confronto. Cioè, praticamente gratis ho tutte le cose che voglio vedere, però quello che vedo sono solo immagini, non sono persone. Non sono in mezzo ad altre persone ad avere un feedback reale, non ho un contatto diretto con quello che accade. Mi lasci dire che l'esempio disastroso sia di questo che della gestione economica della cultura è adesso la cosiddetta Netflix della cultura. Cioè è costata 50 milioni per ora per avere 30.000 iscritti. È intanto una fesseria, perché portare il teatro in televisione così com'è dai un aiuto, ed è soltanto un aiuto al direttore artistico, a tutti quelli che hanno preso soldi per costruire questa cosa. E ovviamente non hai iscritti. 30.000 persone, 50 milioni, potevi dargli quei soldi lì, li davi per costruire spettacoli veri, sono cifre importanti per il nostro sistema. Non c'è nessun bando da 50 milioni di investimenti sul teatro e farebbe veramente la differenza. Invece li abbiamo spesi per qualcosa che non guarda nessuno, perché tanto sono soldi pubblici e sono l'occasione della nostra crisi è stata usata per favorire qualche amico, per creare veramente l'ennesimo carrozzone pubblico completamente inutile. Nessuno lo guarda. Entro 3 anni sono pronto a scommettere il braccio destro e il braccio sinistro che sarà chiusa. Grazie Zeno Cavalla per il suo intervento, certo con molta amarezza. La speranza è che anche questo teatro fondamentale possa ripartire, possa tornare a fare... Io ringrazio, vorrei solo dire che io non sono troppo amaro, cioè per quello che mi riguarda io sono uno che casca abbastanza in piedi, c'ho un pubblico che mi segue e casco in piedi. Visto che ho l'occasione di parlare a gente che molti dei nostri spettatori non vanno a teatro, rimandateci.
Secondo, per spiegare che molte delle cose che vengono dette sul sostegno al teatro sono false, riguardano solo grosse compagnie che non falliranno mai. La compagnia o il teatro finanziato dalla Regione Veneto, perché appartiene alla Regione Veneto, o allo Stato italiano, o che so io, o da Monte dei Paschi di Siena, non può fallire. Non sono loro che hanno qualche problema. Sono le compagnie indipendenti che fanno ricerca e che sono sostenute dal fatto che 100, 200, 300 persone vanno ogni mese a vederle. Questi sono stati abbandonati e chiunque dica che sta facendo qualcosa non è vero. Grazie a Zeno Cavalla e in bocca al lupo per il futuro, buon lavoro, grazie, buona domenica. Grazie per avermi chiamato. Grazie, Ciao. noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta, abbiamo parlato spesso nei nostri telegiornali di episodi di violenza, vandalismi che hanno visto come protagonisti i giovani. Spesso si parla di una correlazione con i mesi vissuti, con le restrizioni che hanno visto soprattutto i ragazzi più giovani coinvolti. C'è da chiedersi se è solo questa la spiegazione di fronte a certi episodi anche molto gravi. Lo chiediamo a chi ha a che fare con i giovani, a chi per il suo lavoro conosce anche i cambiamenti della società. Ringrazio il professor Vittorio Filippi, sociologo. Buongiorno e ben ritrovato e buona domenica. Buongiorno anche a voi. Allora, professore, abbiamo visto in queste settimane una Treviso, ad esempio, presidiata dalle forze dell'ordine per questi assembramenti, questi gruppi di ragazzi che sui social si danno appuntamento per poi dar vita a delle risse. Abbiamo visto episodi di violenza tra minorenni, abbiamo visto quell'episodio, anche se non sono giovanissimi, però comunque si parla di giovani, sulla scalinata del Tempio del Canova con la Jeep. E proprio in quell'occasione, parlando con le persone che erano andate a visitare il Tempio, si era detto i ragazzi sono così, un po' anche generalizzando e imputando la colpa proprio al lockdown, a quei mesi di chiusure a cui siamo stati sottoposti tutti, ma soprattutto i più giovani. Che lettura dobbiamo dare di questa escalation di episodi? Beh, allora, che i giovani siano così in un certo senso è anche vero, perché forse i più vecchi di noi ricordano due grandi romanzi sull'infanzia dei primi del Novecento, ma sono noti, sono La guerra di bottoni e I ragazzi di Via Pal. Ecco, in cui raccontavano, siamo nei primi del Novecento, di risse, di scontri, appunto di piccole guerricciole con magari le spadine di legno, tra ragazzi anche più piccoli di quelli di cui parliamo oggi. Ecco, essere adolescenti, perché la maggior parte di loro, parlo di quelli di Treviso, sono adolescenti, sono minorenni, ma essere adolescenti da un lato è anche naturale, fisiologico, dimostrare una certa aggressività, che è quell'aggressività che psicologicamente permette l'individuazione, cioè l'essere io, mi distingo dagli altri, soprattutto per i maschietti della figura paterna, e attraverso il confronto anche talvolta rissoso e violento e talvolta anche di piccole bande, costruisco la mia diversità, la mia alterità, la mia identità. Dopodiché i giovani di questo autunno 2021 hanno, come dire, due novità. Certamente l'aspetto come dire, della comunicazione facile, cioè la comunicazione facile è la rete. Ecco, con la rete ci si può scambiare in tempo reale informazioni, fare alleanze, costruire gruppi, darsi appuntamenti, darsi obiettivi, darsi incontri, eccetera. Su questo la rete ormai lo permette, e credo che tutti sappiano che nessuno è più bravo e più abile dal punto di vista digitale dei nostri ragazzi. Chi insegna
conosce bene la bravura degli studenti, anche piccolini, nel ormai smanettare o nel digitare sui vari congegni elettronici, sullo smartphone ad esempio. Dall'altro poi rispetto ai giovani, ai bambini, ai ragazzini che furono negli anni 50, i figli del baby boom, ecco, i giovani dell'epoca stavano nei loro quartieri. Oggi hanno anche, i quartieri non esistono più, perché i ragazzi hanno una mobilità, sanno anche usare una mobilità non solo elettronica, digitale, ma anche una mobilità fisica, cioè sanno usare i trasporti pubblici e poi sanno usare anche i trasporti privati nella misura in cui appena diventano maggiorenni prendono la patente e magari per distinguersi vanno anche ad arrampicarsi qui fuori strada su per le gradinate dei monumenti nazionali come il Tempio di Possagno. Che lettura si deve dare? È un modo per chiedere attenzione, soprattutto pensiamo ai più giovani, è un modo per distinguersi dalla massa, cioè perché soprattutto in questo momento ci sono così tanti episodi, sono amplificati dal fatto che appunto poi arriva tutto sul social? Beh, sono amplificati in questo, ripeto, autunno 2021 per due motivi, come dire, tecnici. Da un lato hanno avuto un periodo, come tutti noi anche adulti, abbiamo avuto un periodo di compressione con lockdown in cui sono stati appunto bloccati, fisicamente bloccati. E dall'altro siamo oggi il 3 ottobre e dall'altro è ripresa da qualche settimana la scuola in presenza, quindi una scuola con presenza fisica, ha rimescolato, riattivato gli incontri, eccetera, e per cui credo che sia anche per alcuni versi un po' fisiologico che capiti proprio in queste settimane qui, ripeto, di ripresa della scuola e di post-Covid. Le famiglie in tutto questo che ruolo e che responsabilità hanno? Allora, le famiglie dovrebbero, perché non credo che tutte le famiglie lo facciano, purtroppo, dovrebbero avere un ruolo grande, e cioè essere famiglia, essere genitori, significa avere un ruolo, si dice, educativo, formativo, di accompagnamento. Sono convinto che oggi non sia facile fare genitore. Abbiamo certamente meno figli dal punto di vista demografico, oscilliamo tra 1 e 2, però ecco, credo che al di là della quantità come qualità oggi non sia facile fare i genitori, perché viviamo in una società che è diventata, per alcuni versi, offre molte più alternative a quello che dicono i genitori stessi ed è diventata una società, si dice, più orizzontale che verticale. Quella verticale era seguire quello che diceva la famiglia, i nonni, i genitori, eccetera. Quella orizzontale è una società in cui un po' è impallidito il ruolo dei genitori e conta molto di più i coetanei, gli amici, il gruppo. Ecco, e tutto questo, ripeto, facilitato da quella grande possibilità di connessione che è un semplice telefonino. Quindi ecco, dobbiamo ammettere che non possiamo scaricare tutta la croce sulle spalle dei genitori, perché anche i genitori, ecco, ripeto, fare i genitori oggi è diventato una avventura per quanto affascinante dal punto di vista affettivo, ma educativamente più difficile, più difficoltosa. Di fronte agli episodi più gravi, quale potrebbe essere la punizione, mi passi il termine, da adottare? Spesso di fronte anche soprattutto agli episodi di vandalismo si invocano lavori socialmente utili, si punta ad un coinvolgimento nella società di questi ragazzi. Quale potrebbe essere davvero il modo per far capire loro che quello che è stato fatto non è il comportamento migliore?
Io credo che tutti, cioè a partire dai genitori, poi la scuola e poi tutti coloro che in un certo senso sono educatori, dovrebbero far semplicemente capire che ci sono delle regole, è impossibile vivere in un mondo senza regole, che queste regole vanno rispettate per il bene non di alcuni ma di tutti, ecco, e chi non rispetta queste regole pur con tutta l'attenzione e la comprensione, però deve avere delle, anche se la parola non mi piace, delle conseguenze, delle punizioni certe e non aleatorie. Ecco, quindi l'importanza del fatto che esistano magari poche regole, però queste poche regole devono assolutamente sussistere e devono avere un doveroso rispetto. E questo è il mondo che ci permette di essere sociali, perché altrimenti è un Far West in cui appunto allora sì, la violenza sarebbe l'unico metro di confronto, e credo che sia un mondo inaccettabile. Quindi anche nel caso di Possagno, che segua un discorso di conseguenza, perché ecco, credo che l'importante per i giovani è essere anche premiati attraverso la responsabilizzazione. Io credo che punire voglia dire anche responsabilizzare, cioè far capire che crescere, diventare adulti, perché i giovani vogliono diventare adulti, giocano talvolta a fare gli adulti, però ecco, diventare adulti significa avere anche delle regole, delle responsabilità e ad avere la consapevolezza che queste regole e queste responsabilità pongono dei limiti e hanno dei costi. Il concetto che spesso viene espresso di fronte a certi episodi è quello che non ci mancano i valori che c'era una volta, e manca anche il riconoscere l'autorità della figura dell'insegnante, del genitore, dell'allenatore laddove si parli di sport, ma anche proprio della figura della forza dell'ordine. Spesso ci si prende gioco anche della figura proprio di chi rappresenta in quel momento la giustizia. È così? O è di fare tutto un'erba un fascio, come si suol dire, professore? Ma quello dei valori mi sembra un discorso un po' trito e ritrito, mezzo valido e mezzo no, perché altrimenti credo si faccia sempre un po' di nostalgia del buon vecchio tempo perduto, del buon vecchio tempo andato, e con la nostalgia non si arriva mai da nessuna parte. Tendiamo sempre a dipingere come migliori i tempi passati. Una volta sì che si stava meglio. Beh, no, non è questo il punto. Ecco, i valori ci sono ancora. Solo che questi valori vanno, ecco, talvolta mancano i testimoni coerenti. Ecco, molti adulti, genitori o non genitori, parlo anche per me come insegnante, talvolta non siamo coerenti con ciò che diciamo, con i valori di cui ci riempiamo la bocca. Ecco, e questo credo che i giovani lo colgano subito, lo notino subito. Credo che la società degli adulti talvolta pecchi di incoerenza, dice una cosa e ne fa un'altra. Quindi ecco, il valore oggi da curare è la coerenza, essere ciò che ci si dice di essere. L'esempio della famiglia, dell'adulto, sempre fondamentale per i giovani. Questo è un po' dei genitori, dell'adulto in generale, in qualsiasi contesto. Dare l'esempio giusto. I ragazzi, gli adolescenti, i preadolescenti si specchiano sugli adulti, non possono e non può che essere così. Non hanno altri modelli, ed è il modello che vogliono, il modello che desiderano. Io credo che ogni ragazzo voglia avere buoni genitori, buoni insegnanti, che non vuol dire permissivi, perché credo non siano apprezzati gli insegnanti permissivi o gli educatori permissivi o i genitori permissivi, perché in pratica è una forma di menefreghismo educativo. Credo che i ragazzi oggi sappiano apprezzare veramente chi pone poche, comprensibili
ragionevoli regole, però poi le fa effettivamente seguire e dà un seguito coerente. Non deve essere una società solo dei sì, deve essere anche una società dei no, magari di pochi no, ma questi pochi no devono avere poi un seguito di responsabilità, un seguito di consapevolezza. Grazie professor Vittorio Filippi, grazie davvero e a Grazie presto. a voi. Buona domenica professore, grazie. Buona domenica anche a voi, arrivederci. Grazie davvero. È importante questa lettura che ci ha dato il professor Filippi di fronte ai tanti episodi e spesso si punta il dito sui giovani senza fare poi noi adulti un vero e proprio mea culpa su quelle che possono essere anche le mancanze nei comportamenti quotidiani. Siamo ormai arrivati in chiusura di questa nostra diretta, vi ricordo che l'informazione torna questa sera alle 19:30 con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, vi daremo anche tutti i dati aggiornati sull'affluenza alle urne in questa prima giornata di tornata elettorale. Dove si vota, lo ricordo, oggi fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15 in 84 comuni veneti e domani a partire dalle 14:30 la lunga maratona elettorale di Antenna 3 per seguire minuto dopo minuto lo spoglio delle schede delle amministrative 2021. Vi lascio alle previsioni meteo, grazie per averci seguito e buona domenica. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo ed ecco che lascia aperta la porta ad una perturbazione atlantica che nella giornata di domenica 3 ottobre porterà una lieve instabilità. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto condizioni di variabilità con nuvolosità irregolare, a tratti consistente, alternata a schiarite. Al mattino prevarrà il sole, probabili deboli precipitazioni sparse e intermittenti invece specie nella seconda parte della giornata. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 13 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra i 21 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stessa situazione, inizialmente andrà meglio, a seguire, cioè nel pomeriggio, avremo locali temporali. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 21-24 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove avremo poche novità, tanto sole in mattinata, nelle ore pomeridiane peggiorerà con occasionali piogge. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 23 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.